ed è facilissima l'affermazione di Liliana Ledi che è la favorita per i colori della scuderia del signor Santino Cano, autentico grande a precedere Vittoria che porta il ritorno di te l'ho detto. Sono arrivato a oh. Vediamo. Samuele, le battute per questa vittoria di Liliana Ledi, insomma c'è poco da raccontare. L'unica. C'ho vergogna a risponderti. Dai, però l'unica nota positiva è che torniamo a vincere in Sardegna. È tanto che ora sono un paio di giornate che ci ritorno. Qualche secondo l'ho fatto, oggi c'è una vittoria. Oddio, vittoria. Vediamo le prossime. Complimenti comunque per l'interpretazione. Grazie, grazie. Francesco Brocca per questa vittoria di Liliana Ledi, insomma la corsa si commenta da sola, resta il fatto che questa cavalla c'entra la terza vittoria stagionale, un fatto positivo questo. Bene dai, oggi non c'erano avversari e poi c'erano anche dei ritirati, è andata bene, dai, ha fatto un lavoro. Senti, da qui alla fine può scalare la categoria almeno per tentare l'ultimo tuffo dell'anno? Ci proviamo. Anche per inquadrarla, prendere una dimensione, visto che lei, abbiamo detto l'altra volta, è altalenante nelle prestazioni, sì. Però ora. È andata bene, dai, ha fatto un lavoro, si può dire oggi. Alla prossima allora. Ci proviamo. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Santino Cano per i dovuti complimenti per la vittoria, come sempre facciamo quando un cavallo vince. Sicuramente la corsa non fa testo, però c'è da aggiornare il curriculum di questa Liliana Ledi. Solo a questo serve, però insomma anche queste corse bisogna vincerle. E il segreto, io voglio trarre una conclusione, queste corse di fine annata, quando hai i cavalli in ordine rischi di fare il risultato e di aggiustare una stagione magari non perfetta. Sì, si recupera qualche tradotto, si recupera qualche spesa, si monetizza un po', prende valore anche la cavalla. Si prende qualche soddisfazione e qualche soddisfazione. Sì. Complimenti per l'aspetto allevatoriale, la proprietà. Grazie. In bocca al lupo per il futuro. Okay. Sembra che riesca nell'intento dove anche assoluta facilità e Samuele Diana vengono a vincere questo prima sardo precedendo partita dal PR mentre a Fittipaldo. Vai. Samuele Diana per il doppio di giornata, ora c'è qualcosa da dire. A Sassari, che non sono mai venuto. Bello, sono felicissimo. Felice, sono venuto l'ultima volta che sono venuto, ho fatto qualche secondo e mi sono divertito. Oggi ho vinto, quindi mi sto divertendo più. Poi comunque ho montato sempre, ho vinto 2 corse, ma con 2 cavalli comunque ci stavano. C'avevano, sì. Avevano qualcosa in più. L'Oreai anche in continente ha fatto vedere su queste distanze di muoversi bene per la categoria isolana, può essere un cavallo utile, insomma sai, oggi bene. Oggi è andato bene, ora piano piano poi Tonino saprà pure lui cosa meglio è per lui. Certo. Lasciamo a Tonino la decisione sul fare. Sì, tu lo interpreti e vinci, quindi bene così. Meglio di così non poteva andare. Con questa Giubba poi è sfiorato il successo anche alle Capannelle, quindi. A Capannelle, a Chilivani abbiamo sfiorato il successo. È vero, con Ilaro, vero. Complimenti. Bene. Grazie mille. Una cosa Salvatore Bussu per la proprietà di L'Oreai, prima vittoria anche sarda con questi colori che ritornano a brillare. Sì, era ora, finalmente dopo tanti anni la nostra Giubba è tornata a vincere. Sì, si aveva tolto la qualifica di Maiden già in continente senza ritorno. La sfiorata, come diceva Samuele l'altro giorno, in un paio di circostanze con Ilalo, che è un cavallo che sicuramente abbiamo visto qua, è un cavallo promettente, però oggi L'Oreai insomma vi regala la soddisfazione di vincere. Sì, siamo contenti, dai. Suo aveva provato le sortite, si era mosso bene, poi di nuovo qua in Sardegna, qua sicuramente trova la sua dimensione, fa ben sperare per il futuro. Per il futuro, sì. E a Roma ha sempre corso benissimo, però le mancava qualcosa per poter vincere. Per arrivare in fondo, diciamo. Per arrivare in fondo, sì. Qua arriva bene a Sassari, quindi complimenti a te, ai tuoi soci, al tuo socio, in bocca al lupo per il futuro. Grazie Bruno, grazie, ciao. Suo esterno ed è facilissima la vittoria di Farfalla Bianca precedere 6 fluidi Fumatole. Ed erano vicino alla pensione dalla sera.
Vai. A posto? Contenti tutti siamo. Contento Samuele Diana. Madonna, oh. Tripletta. Bellissimo. Dai. Bella cavalla, e oltretutto è la prima corsa che vinco con i mezzi sangue. Ah. Ho avuto qualche piazzata, quindi c'è stato pure questo piacere. Senti, Farfalla Bianca era tra le più attese perché in passato aveva dimostrato di gradire insomma le distanze brevi o si era mossa Sì, bene infatti sul breve. lei vince solo una corsa sulle distanze brevi, vince 1200 se non mi sbaglio. E oggi ha rifatto vedere che in questa velocità, con questa distanza qua, è una bella cavalla. Sì, bello anche il finale, ti ha staccato. Sì, ha staccato, in fondo fermo e ce n'ho ancora. Quindi sicuramente qualche metro in più sarebbe stato ancora meglio per lei e peggio forse per gli altri. Complimenti a Samuele Diana per Grazie questa mille. tripletta, bravo. Mattia Tocco, proprietario e preparatore di Farfalla Bianca, seconda vittoria stagionale, sempre sul tema della velocità. Una cavalla che alla fine si è mossa bene su 1200 e 1000, però aveva fatto avere qualcosa anche allungando. Dove la collochiamo? Intanto complimenti per la vittoria. Grazie Bruno. La cavalla secondo me col salto di età può fare di più distanza, l'ha anche dimostrato in certe occasioni, però una cavalla ancora molto verde, soprattutto mentalmente, perché comunque sta sempre crescendo. Ha un bel carattere, è stato molto difficile domarla perché aveva un carattere molto forte da maschio. Piano piano sta venendo avanti, sta rilassando e sta venendo avanti. Senti, in futuro dove la potremo vedere? Adesso quest'anno la lasciamo in Sardegna, vediamo se c'è un'altra corsetta da fargli fare, poi la facciamo riposare che ha corso tanto e poi vedremo. Seconda al debutto se non sbaglio. Seconda al debutto Insomma, dietro fantastiche che oggi oltretutto ha fatto una grande corsa a Firenze in un gran premio, quindi è vero, battuta male. Battuta male oltretutto sì, perché rientrava poi Farfalla. Sì, quindi complimenti. Grazie. Mattia per la passione, anche con gli Grazie. anglo-arabo, insomma. Sì, mi appassiona, cioè, me l'avevi detto tu una volta, io non l'avevo mai provato, avevo sempre puntato sul puro e alla fine c'avevi ragione. Non hai detto quando si vince va bene arabi in mezzo al sangue sì, pure. sì. Complimenti. Grazie mille.